Dalla cardiologia all'ortopedia, dall'ostetricia alla neurologia, il Ministero traccia una mappa delle strutture meno sicure e più dispendiose e nella Marca si scopre che potrebbero trovare la chiusura 10 reparti che contano dai 33 a un solo paziente l'anno. Il compito è stato affidato all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas, che ha analizzato le schede di dimissione dei reparti più frequentati, considerando il numero di ricoveri e la mortalità a 30 giorni dall'ammissione. I risultati saranno utili anche alla nostra regione, che per fine mese deve produrre le cosiddette schede ospedaliere, ergo i tagli, per dare così attuazione alla spending review. Ci sono delle strutture che funzionano al di sotto delle loro potenzialità ed è evidente che quando ci sono delle condizioni economiche come quelle che sta attraversando l'Italia e il Veneto non possiamo permetterci di sprecare dei soldi. Stando a questi calcoli, facile prevedere che la scure delle schede cadrà sui reparti di pneumologia e cardiologia del San Camillo di Treviso, delle cardiologie del Napoleon di Preganziola, a Monastier, Motta, dell'ortopedia al De Gironcoli di Conegliano. Contano tutti da 1 a 2 ricoveri l'anno. Ma non basteranno nemmeno i 33 ricoveri per infarto miocardico al reparto di Oderzo, i 19 di Vittorio Veneto, i 15 al De Gironcoli. Si apre la stagione dei grandi cambiamenti, ha detto il presidente della 5ª commissione in regione. È finita l'era degli ospedali da 1000 letti, quando ne servono solo 500.